Cominciamo a esaminare nel dettaglio qualche novità proposta dalle ditte, cominciando da uno degli ultimi arrivi a livello di ibridatori di stelle di Natale, che è Graf. Ci ha mandato il loro materiale grazie al taleaggio effettuato dalla ditta padana e presenta quasi tutto varietà in testa, come tutte le varietà di nuovo arrivo. Quindi non sappiamo ancora cosa verrà scelto. Volevo comunque mostrarvi per esempio questa varietà, non si mostra ancora al suo massimo perché è una varietà decisamente tardiva, si è però mostrata interessante prima di tutto per la facilità di coltivazione, per la ramificazione abbondante ma molto ben portata, e quindi diciamo che ha i numeri per poter essere eventualmente ritestata e magari chissà passata a livello commerciale. L'altra invece al contrario è una varietà più compatta, più precoce, per cui già si mostra direi al suo massimo già in questo momento. Anche questa ha una bellissima ramificazione, molto robusta ed ha un bellissimo colore con delle brattee molto rotonde che coprono molto bene la vegetazione. Parliamo ora invece di una ditta storica e gloriosa, che è l'Azeri, però di questa ditta voglio mostrarvi due varietà in test che hanno tutti i numeri per diventare commerciali. Una è la 1605, come vedete è una pianta dalla ramificazione che definirei perfetta, ramificazione a V, però molto corretta anche come numero di rami. La precocità è media, non è troppo spinta, e le brattee sono molto belle, molto ben portate sopra il fogliame, molto orizzontali, quindi anche l'estetica della pianta direi che è molto interessante. Notevole anche in questo caso la facilità di coltivazione. L'altra è la 1623, ha caratteristiche vegetative abbastanza simili, nel senso sempre una bellissima ramificazione. Questa è una pianta un po' più vigorosa e un po' più robusta rispetto all'altra, è anche un pochino più precoce forse come colorazione, risulta comunque anche questa estremamente interessante. Parliamo ora di Psenner, ditta che sta presentando negli ultimi anni del materiale decisamente molto interessante. In questo caso abbiamo una novità che può segnare anche una piccola svolta, nel senso che fa parte delle poinsettie VIP, è un freschissimo ingresso commerciale, come vedete abbiamo ancora la sigla nel nome, per cui è veramente una novità assoluta. Ed è una serie di poinsettie che si caratterizzano, oltre che per la struttura molto robusta, molto forte, anche per il fogliame e soprattutto le brattee particolarmente spesse, cosa che può portare a una maggiore resistenza, a una maggiore durata delle piante. Anche questa si è rivelata una varietà molto facile da coltivare e decisamente anche attraente come estetica finale. Di Psenner devo citare anche questa recentissima introduzione commerciale che abbiamo testato l'anno scorso per il primo anno e che si è dimostrata veramente un'ottima varietà. Come vedete anche questa ha una struttura molto bella, molto robusta, una ramificazione molto abbondante e delle caratteristiche estetiche decisamente molto gradevoli. Quindi anche questa una bella conferma di un materiale nuovo. Parliamo ora di Florensis, una ditta molto importante a livello di produzione di giovani piante, che però sta affacciandosi da poco al mondo della poinsettia con varietà proprie. E in questo caso parliamo anche in questo caso di una nuova introduzione commerciale che è stata scelta l'anno scorso era siglata, ed è la Passione Red. Pianta molto robusta, molto forte, non fa tantissimi rami, però comunque ne fa un numero sufficiente per dare una bellissima copertura con questi fiori molto grandi, da rosso scuro ma un bel rosso vellutato, che coprono bene la vegetazione.
Di Florensis poi vi voglio mostrare una cosa un po' diversa, che è una serie, nel senso che Red Joy, varietà ormai commerciale da 2 anni, si è arricchita con il bianco e il rosa. Il bianco e il rosa sono ancora a livello sperimentale, ritengo che ci siano buone possibilità che passino a livello commerciale per dare la possibilità di avere una serie su una pianta che ben si presta a fare composizioni. Dumme vuol dire poinsettia già da tanto tempo, per cui è un nome che si presenta da solo. Come siglate attendiamo di sapere le scelte, perché chiaramente adesso è un po' presto per saperle, però io comunque voglio segnalarvi questa varietà interessante, dalla struttura estremamente a V, quindi che ben si presta per essere coltivata anche in densità, e con le belle bratte molto orizzontali. Su Dumme voglio segnalarvi anche una bella conferma di una varietà passata commerciale l'anno scorso, che è l'Imperial Red. Anche questa varietà dalla struttura che definirei perfetta, varietà di coltivazione estremamente facile, con un bel fogliame molto scuro, il colore è un rosso chiaro e le brattee sono enormi, quindi è una varietà decisamente molto molto attraente. Selecta, un altro nome molto importante per quello che riguarda la genetica della stella di Natale. Di questa ditta qui voglio mostrarvi come prima cosa una nuova introduzione che si è confermata interessante. È Christmas Candle, è una varietà un po' particolare che ha una bella struttura V, non fa moltissimi rami, ma ha una capacità notevole poi di copertura della vegetazione con le infiorescenze. Le infiorescenze si formano relativamente presto, per cui è una varietà che può essere considerata una medio precoce, però i ciazzi maturano tardi, per cui anche questo è un aspetto molto interessante. Varietà adatta per coltivazioni in densità che devono essere insacchettate. Di Selecta, nell'attesa sempre di conoscere le scelte riguardo alle numerose siglate presenti in prova, voglio mostrarvi un'altra introduzione commerciale nata dalle siglate dell'anno scorso, che era Christmas Flare, l'anno scorso era SK 185, varietà che si è distinta già l'anno scorso e si è confermata quest'anno, prima di tutto per una grande facilità di coltivazione e una notevole uniformità tra le piante, unita da una bella ramificazione abbondante ma molto regolare e caratteristiche dei fiori decisamente gradevoli. Come precocità siamo sul medio precoce, quindi comunque adatta a una finestra di vendita piuttosto lunga. Di Syngenta voglio mostrarvi quella che secondo me è la migliore tra le varietà in test presentate, la PO 289, varietà piuttosto vigorosa che meriterebbe anche un test su vasi più grandi, con una struttura molto pulita, ben ramificata e bratte molto molto belle. Anche questa è una medio precoce, quindi adatta a un periodo di vendita piuttosto versatile. Come precocità possiamo definirla una precocità intermedia, per cui si adatta anche questa a un periodo di vendita abbastanza lungo. Prima vi ho detto che la maggioranza delle varietà in prova tende a essere più compatta rispetto al passato. Tuttavia, in questo caso abbiamo un'eccezione che ci ha fatto piacere fare, perché è una varietà vigorosa che però, come vedete, ha dato un bellissimo risultato anche nel vaso 14, grazie alla sua struttura regolare, alla ramificazione molto corretta. Chiaramente si tratta di una varietà che molto probabilmente si adatta meglio a taglie più grandi, tuttavia ha mostrato caratteristiche decisamente interessanti e si tratta di una nuova introduzione commerciale, anche questa venuta fuori dai test dell'anno scorso. Parliamo ora di Beckenkamp. Beckenkamp è presente come tutti gli anni con moltissimo materiale in test, di cui ancora non conosciamo le future scelte. Vi mostro questa PON 137 perché è il secondo anno che la ripropongono in test e questo di solito depone a un suo possibile passaggio commerciale.
Varietà piuttosto tardiva, quindi da vedere non adesso ma tra una ventina di giorni, dalla struttura che definirei essenziale, quindi decisamente interessante per chi vuole coltivare in densità senza grossi problemi di produzione di rami laterali, di botryte all'interno o altre problematiche, ed eventualmente insacchettare a fine coltivazione. Sempre di Beckenkamp parliamo di un'altra recente introduzione commerciale. Siamo sempre nel campo di varietà piuttosto compatte, adatte più che altro a una produzione in densità, produzione di massa adatta all'insacchettamento, ed è Blissful Red. Come vedete anche questa ha una struttura molto essenziale, molto precisa, molto dritta, per cui molto adatta all'insacchettamento. Quest'anno è stata presentata a livello ancora sperimentale la versione rosa, che è decisamente molto gradevole.